La Polizia di Stato di Agrigento ha eseguito un provvedimento di sospensione di un'attività relativa a un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande adottato dal questore Palumbo ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il personale della divisione della Polizia amministrativa e sociale della Questura di Agrigento ha effettuato il provvedimento amministrativo di sospendere l'attività commerciale poiché a seguito di diversi controlli effettuati dalla squadra amministrativa della questura competente è stata accertata la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18 e in una occasione anche la vendita di alcolici a una infrasedicenne con deferimento all'autorità giudiziaria per la contestazione del reato competente. L'attività commerciale già sottoposta ad analogo provvedimento emerso nel mese di marzo del 2025 con ordinanza comunale a seguito della segnalazione della questura e a diverse sanzioni amministrative per dette gravi e reiterate violazioni è stata sospesa per 15 giorni. Il provvedimento è stato adottato in virtù della titolarità da parte del questore di poter sospendere e revocare la licenza di un pubblico esercizio che costituisca un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Tale potere è diretta espressione dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza allo scopo di tutelare la sicurezza e l'incolumità della collettività, in special modo quella giovanile messa a rischio dalla reiterata somministrazione di bevande alcoliche ai minori di età. Infine, dal 1 gennaio il questore Palumbo ha emesso 10 decreti di sospensione di attività commerciali nella città di Agrigento a seguito di accertate violazioni del divieto di somministrazione di bevande alcoliche a minorenni, nonché di frequentazione del locale di pregiudicati e per rilevanti episodi delittuosi avvenuti all'interno degli stessi.